Dopo gli esami medici ed essere stata tenuta in osservazione tutta la notte, è stata dimessa dall'ospedale questa mattina la bimba, la più piccola dei 9 intossicati dal fumo dell'incendio del condominio a Meledo di Sarego. A lei e ai suoi genitori l'amministrazione comunale ha proposto i locali del centro parrocchiale San Maurizio, dove trovare una sistemazione di fortuna grazie all'immediata mobilitazione della protezione civile locale. Siamo stati qua con l'assessore alla sicurezza, il Federico Negro, fino alle 10:30 ieri sera, perché così abbiamo cercato insieme con Protezione Civile e Parrocchia di dare una sistemazione, una collocazione a quelli che non avevano una rete di amicizia o di parenti per poter trovare insomma rifugio per questi giorni, per queste notti. In tempo zero abbiamo attivato il gruppo di Protezione Civile, il quale ci ha fornito delle brandine per la notte e li abbiamo messi praticamente in un edificio parrocchiale grazie anche alla collaborazione del parroco. Ad innescare il rogo molto probabilmente un cortocircuito di un quadro elettrico. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno subito circoscritto le fiamme e salvato direttamente dai poggioli i residenti e i loro ospiti intrappolati dal fumo. È solo nei momenti di necessità e di emergenza come queste che si vedono e si capisce se effettivamente un appartamento è tenuto a regola secondo il regolamento di edilizia urbana o se invece poi ci sono ospitalità non dichiarate e che in questi casi potrebbero veramente creare serie difficoltà, perché ci è andata bene, ma se fosse andata male quanti sarebbero stati dentro? Oltre agli intossicati, una ragazzina si è ferita ad un piede cercando di fuggire. Ora è il momento di guardare avanti. Il punto è che ovviamente è una palazzina privata con 12 appartamenti tutti privati. Il comune può arrivare fino ad un certo punto e quello che stiamo facendo lo stiamo facendo soltanto per spirito civico, per spirito di umanità sostanzialmente. Adesso dobbiamo cercare di aiutare questi residenti a trovare delle aziende in modo tale che in tempi celeri possano ripristinare l'impianto elettrico affinché loro possano rientrare nelle loro abitazioni, insomma nelle loro case.